Allora, prima di arrivare a bomba alla questione pensioni, che so che molti sono in attesa di sapere perché ci avete scritto, ma tolgono sta Fornero o no? Non si capisce niente. Ecco, infatti stavo dicendo, sono là che attendono, vi teniamo ancora un attimo di suspense perché con la segretaria di Gregorio volevo capire ancora il discorso. Case di riposo e non autosufficienza è un altro nodo, ne dedica un certo tipo di attenzione, ma lì come siamo messi? E con il fondo per un'autosufficienza e quindi i contributi alle famiglie? Allora, molto velocemente, insomma, il tema delle case di riposo in Veneto siamo l'ultima regione che non ha ancora fatto la riforma delle case di riposo, dopo 17 anni, credo sia una cosa vergognosa. Si farà? L'assessore Lanzarin si era impegnata a farlo, nel nuovo piano sociosanitario c'è un riferimento alla riforma, però noi temiamo che non veda la luce entro l'anno e questo è gravissimo perché nel frattempo sta avvenendo una deregolamentazione, si esternalizzano servizi, peggiorano le condizioni e aumentano i costi perché poi la non autosufficienza sta diventando sempre più un problema scaricato sulle famiglie, sui figli che non ce la fanno anche economicamente perché i costi sono insostenibili, perché chi ha un anziano non autosufficiente precipita in una condizione di povertà anche se sono in due che lavorano in una famiglia visto poi anche i redditi da lavoro che abbiamo adesso, avere una autosufficiente sia che ci si debba rivolgere a una badante, tra virgolette, insomma non mi piace chiamarla così, insomma, però le conosciamo in questo modo, oppure appunto in una casa di riposo, visto che non ci sono risorse sufficienti perché non si finanzia adeguatamente anche il fondo per la non autosufficienza in Veneto, la famiglia deve intervenire pesantemente e la riforma delle case di riposo non solo per ribadire che deve essere un servizio pubblico e quindi non privatizzato, deve aumentare quelle che sono le risorse a disposizione, ma anche deve pensare che l'anziano che va in una casa di riposo non necessariamente è non autosufficiente, perché diventiamo sempre più vecchi e le case di riposo non possono essere ritenute o trattate, considerate come dei magazzini parcheggio per gli anziani. Devono essere un'altra cosa. Luoghi dove si vive, insomma, luoghi dove si vive, dove si fa socializza, perché di socializzazione, dove si fa cultura, insomma, dove si possono vivere gli ultimi anni di vecchiaia ma in serenità. Ma possono essere anche la proposta di dividere i luoghi, quelli più strutturati per non autosufficienti in condizioni molto gravi e altri invece dove si trovano anziani nelle medesime condizioni che possono interagire, perché sentendo con alcune persone lamentano il fatto che si trovano in un luogo dove c'è tante persone che non hanno interazione perché troppo anziane e quindi se si creassero invece delle situazioni diverse potrebbero essere... Appunto è un ripensamento complessivo della condizione dell'anziano che va fatto. Perché ormai bisogna pensare al co-housing, ci sono tante soluzioni che tra l'altro in Europa stanno adottando da tempo perché hanno un pochino di più attenzione rispetto a quello che sta avvenendo nel nostro paese. Nel nostro paese si fa finta, si nasconde l'anziano sotto il tappeto come la polvere, si fa finta che non ci sia il tema degli anziani. Mi ha fatto molto piacere leggere ieri che anche il Papa invece ha affrontato il tema degli anziani che gli sta molto a cuore, dicendo appunto che nel nostro paese non si può disperdere una risorsa preziosa anche in termini di saggezza, di conoscenza da mettere a disposizione della società. E noi proprio questo facciamo come sindacato dei pensionati. Una delle nostre funzioni è quella di trasmettere la memoria, la conoscenza e la valorizzazione dei diritti. Noi andiamo nelle scuole a parlare con i giovani, quindi il discorso intragenerazionale. Incrociamo i giovani perché pensiamo insomma, che sia il nostro dovere, la nostra responsabilità. Noi abbiamo combattuto per ottenere alcune battaglie fondamentali per ottenere i diritti, penso allo statuto dei lavoratori, alla parità salariale tra uomo e donne che non è ancora concretamente realizzata, ma penso insomma a diritti di civiltà, insomma, che alla tutela della maternità responsabile, la battaglia per il diritto di famiglia, per l'autonomia delle donne, nella sanità, appunto la riforma sanitaria per un sistema sanitario universale, sono battaglie della nostra generazione e sappiamo che un diritto non è mai per sempre e anzi ultimamente in questi giorni vediamo che anche nel nostro territorio vengono messe in discussione pesantemente sotto attacco. Allora noi abbiamo il dovere di trasmettere anche il senso valoriale di quelle battaglie, di quelle conquiste alle giovani generazioni.
e quindi lo facciamo assieme, perché ci deve essere più un patto, perché non c'è una visione corporativa dell'anziano che pensa a se stesso. Noi abbiamo figli, abbiamo nipoti e pensiamo che sia fondamentale un'alleanza tra giovani e anziani. Anche perché si sta ribaltando la situazione, si diceva i giovani che devono in qualche modo, giovani tra virgolette, devono sostenere gli anziani, adesso invece sono gli anziani che sostengono i giovani, perché con tutti i vuoti lavorativi, le difficoltà, a volte se l'anziano in famiglia è quello che è più sicuro e che regge la struttura familiare sotto vari profili. Quindi certo, noi abbiamo agito in questi anni in particolar modo di crisi lavorativa da ammortizzatore sociale, perché molto spesso avevamo avuto famiglie in cui insomma l'unica entrata certa era la pensione. Questo è una grande, allora è un tema sociale, ma è una preoccupazione fondamentale per l'anziano, perché se prima l'anziano poteva contare in prospettiva sui figli, no? Perché cioè, quando sarò vecchio, quando non ce la farò più, avrò i figli che mi aiuteranno, perché così siamo stati abituati, perché noi abbiamo aiutato, no, i genitori. Avere i figli non autosufficienti, quindi dover essere come un pensionato ad aiutare i figli è angosciante, perché non solo è una cosa che è profondamente ingiusta, perché si avverte come una cosa che non sta in cielo né in terra, insomma, no, che siano gli anziani a aiutare i figli, o che si debba lavorare fino a un'età infinita e i giovani non possono lavorare, insomma non è un equilibrio sociale corretto, ma uno si preoccupa anche perché quando sarò vecchio io non ce la farò più, chi mi potrà aiutare e chi aiuterà la mia famiglia? Perché è veramente questa, no? Cioè, è una fonte di angoscia, di insicurezza. Quando si parla di insicurezza sociale si fraintende, no? Si pensa alle pistole armate, alle persone armate per strada, insomma, no? Che fanno i vigilantes. Non è questa, l'insicurezza è l'insicurezza sociale. Assolutamente. Che viene sempre più meno dove invece c'è più sicurezza anche economica, e quindi andiamo a bomba a rispondere anche ai messaggi che sono pervenuti, ovvero al discorso delle pensioni, e quindi tanti chiedono: ma questa riforma Fornero tanto odiata, non sopportata, che ha stravolto tutti i piani esistenziali delle persone, verrà scardinata un po' alla volta, per carità, ma verrà toccata, e cosa ne pensate voi? E quindi la famosa quota 100, che cosa comporta? Famosa quota 100, esatto. Beh, innanzitutto è da dire che ad oggi un testo chiaro, ben definito da parte del governo non c'è, nel senso che noi facciamo solo delle considerazioni sulla base di quelli che sono gli articoli dei giornali, quello che la stampa, i quotidiani, piuttosto che le trasmissioni televisive ci consentono di poter dare come informazioni. Si parla molto di quota 100, ma da queste fonti, perciò voglio dire non sono fonti ufficiali, ma fonti che per il momento abbiamo a disposizione, sembrerebbe che appunto la quota 100 sia formata da un'anzianità contributiva e un'età anagrafica che sommata deve fare quota 100, ma deve comunque ad avere un requisito minimo, sia la quota contributiva che l'età anagrafica, che significa che deve avere un minimo di 38 anni di contribuzione di lavoro, di contribuzione versata, e un'età anagrafica di 62 anni. Però ancora non si sa se dentro ci sono gli anni riscattati dalla laurea, anziché del servizio militare. Esattamente, tutti quegli aspetti che sono molto poco chiari, perché poi insomma sembra che ci sia anche un blocco legato ad un massimo di contribuzione figurativa, e anche lì cosa significa? Significa che se una persona ha sì 38 anni di contributi, ma questi 38 anni sono formati anche da maternità, da disoccupazione, da altra contribuzione che non è effettiva ma è contribuzione figurativa, fa sì che pur avendo quel requisito, ma non lo perfeziona con la contribuzione da lavoro effettiva, non può accedere a questa, non potrà accedere a questo accesso attraverso la quota 100. Per chi, quello che tanti si chiedono, ci sarà quindi una pensione ridotta, in proporzione ridotta, cioè, hanno fatte varie stime, Boeri aveva detto addirittura un quarto, cioè un quinto, una pensione comunque più bassa rispetto a quella che andare in pensione con 40 anni di contributi versati, massimo dell'età e così via. Quindi a chi potrebbe convenire fare una valutazione, speculare su questo tipo di agevolazione di accesso? La convenienza, cioè anche queste stime sono
sono da tenere in considerazione parzialmente, perché voglio dire, se io faccio un calcolo di una pensione di una persona che ha versato 20 anni di contributi, sicuramente è inferiore ad un'altra la persona che ne ha 30 di anni di contributi, perciò il calcolo comunque, che sia un sistema di calcolo retributivo, che sia un sistema di calcolo contributivo, comunque l'anzianità lavorativa è determinante per determinare il valore finale. Detto questo, chi potrà, la platea di ipotetici pensionati che potrà in qualche modo coinvolgere in questa quota, sicuramente ci sarà una platea di un certo rilievo per quanto riguarda la pubblica amministrazione, cioè i dipendenti pubblici, che sono quelle figure di lavoratrici e di lavoratori che hanno più facilmente queste due condizioni, cioè la condizione dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. E come potrebbe coinvolgere anche figure di persone che comunque si trovano ad oggi non avere un'occupazione, non essere, diciamo, disoccupate e dove stanno attendendo magari di perfezionare opportuno, esatto, la pensione di vecchiaia. Ma mandare in pensione chi lo merita non libera posti di lavoro per chi cerca, agevolando imprese, economia e introiti statali che alla lunga andrebbero a ripagare lo sforzo. Uno Stato in crisi investe e non risparmia. La Troika la fai nei momenti d'oro per avere soldi da investire nei momenti di crisi. Il discorso, insomma, di liberare posti di lavoro, certo, eccetera. Cosa ne pensate? Lo chiedo anche a Elena Di Gregorio, entrambi. Sì, Elena Segù. Allora, noi abbiamo sempre sostenuto appunto che con 62 anni si debba andare in pensione, deve essere un diritto. 62 senza vincoli. 62 anni riteniamo siano sufficienti, così come pensiamo che con 41 anni di anzianità, anche qui senza vincoli, di contributi di anzianità lavorativa, si possa e si debba poter andare in pensione. Dei 41 anni se ne parlava in campagna elettorale, non abbiamo più traccia adesso in questi giorni, no, che si sta approcciando la legge di bilancio, questo tema non è più comparso. Che 41 che prescinde quindi dalla vecchiaia. Sì, perché noi abbiamo, lo guardiamo poi dal punto di vista del Veneto, del Nord-Est, abbiamo una grande fascia di lavoratori precoci e questi non trovano una risposta nella quota 100 rispetto a questo, perché non hanno i 62 anni, ma hanno un'anzianità contributiva più elevata. Per quello noi diciamo che 41 anni, se tu hai cominciato a lavorare giovane, a 41 anni hai già dato a sufficienza al mondo del lavoro e devi poter andare in pensione, e questa è e rimane una battaglia sindacale che noi portiamo avanti, così come quella dei 62 anni senza se senza ma rispetto alle condizioni, perché appunto quota 100 per come si sta delineando diventa penalizzante per le donne, come diceva Anna, e per chi ha avuto un lavoro discontinuo. Ecco, voi l'osservazione di Boeri, che è contrarissimo, che dice che il sistema non regge, minaccia il disastro di ogni tipo. Cosa ne pensate? Boeri ci ha abituato a terrorismo sul sistema. Non siamo molto in sintonia con Boeri già in passato. Noi pensiamo che il sistema pensionistico sia in equilibrio e possa essere in equilibrio, ma va profondamente riformato, e dobbiamo dircelo, insomma, anche rispetto alle aspettative e anche agli ascoltatori che chiedevano ma la Fornero viene cancellata. Non c'è nulla di questo all'orizzonte nei primi provvedimenti che pare vengano messi in cantiere da questo governo. E questo è un elemento di inadeguatezza, il termine, comunque è profondamente insufficiente rispetto alle aspettative che si sono state alimentate, ma anche rispetto ai bisogni che noi abbiamo. Soltanto che così faccio l'osservazione che viene spontanea purtroppo, se già adesso con questi piccoli sprazzi di provvedimento, perché poi le cose non puoi farle a mannaia ma devi andarci col cesellino, la risposta dell'Europa è questa, immagina se andavi con la mannaia, questi ti sanzionavano immediatamente. La risposta dell'Europa non è questa non è questa, è che non è per le varie... pensioni. Il problema è che è una manovra fatta con 22 miliardi di deficit che non prevede investimenti. Questo è il problema, perché si può reggere, noi l'abbiamo sempre sostenuto, poi non siamo fautori dell'austerity, abbiamo sempre criticato l'Europa dell'austerity, quindi per noi va bene, non abbiamo il tabù dello sforamento, tanto per capirci, ma il problema è che se si può andare a deficit, ma se si fanno investimenti, se si crea lavoro.
Allora, sicuramente se le persone vanno in pensione si liberano dei posti di lavoro, ma come abbiamo visto ci sarà una uscita significativa nel pubblico impiego e il pubblico impiego ha il blocco delle assunzioni. Sembra che bloccheranno il turnover, sembra, nel 2019. Allora, o c'è un intervento complessivo, no. e allora, è il governo che ha la responsabilità di tenere assieme e quindi dà una risposta complessiva. Certo. Quindi, manda in pensione le persone, va benissimo, noi siamo contenti, le aspettative sono altissime rispetto a questo, ma vanno sostituite perché altrimenti cosa significa? Che si affossa il servizio pubblico, allora si affossa la sanità pubblica, si affossa la scuola che già è carente di insegnanti, vediamo il caos che c'è qui in Veneto e si indirizza verso il privato. No, allora non va bene. Infatti. Torniamo su questi temi, c'è la questione anche della pensione di cittadinanza, reddito di cittadinanza che voi ci avete chiesto di chiedere al sindacato, adesso proveremo a chiederlo, ma dopo la pubblicità tra poco.